Sono quasi 80.000 i casi di influenza che si stima abbiano interessato il Veneto nell'ultima settimana. Secondo gli esperti, allo stato attuale si sta registrando l'incidenza più alta dal 2004, 16,44 influenzati ogni 1.000 abitanti. La fascia di età più colpita è dei bambini sotto i 4 anni. La campagna vaccinale dell'Ustre Serenissima prosegue a sprombattuto, anche facendo tesoro dell'esperienza accumulata durante il Covid. Contiamo nei prossimi giorni di raggiungere e superare i 100.000 vaccini e l'appello forte che facciamo è se anche oggi l'influenza si vede solo nei piccoli, che sono la prima fascia della popolazione che viene colpita, sappiamo che poi il picco dopo Natale arriverà per tutta la popolazione più adulta e anche quindi con una maggior fragilità. Ci si può vaccinare dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta per quanto riguarda i bambini, presso gli ambulatori dei servizi vaccinali delle ULS ed in alcune farmacie. Negli ultimi 2 anni l'uso delle mascherine e l'igiene delle mani in funzione anti-Covid aveva ridotto anche la circolazione dell'influenza. Ricordo che tutta la diminuzione dei sistemi di mitigazione della circolazione virale, quindi le mascherine, il distanziamento che inevitabilmente sta diminuendo, porta a una circolazione importante e a una maggior facilità di prendersi questo virus. Si preannuncia una stagione influenzale particolarmente intensa anche nell'ULS 4 Veneto orientale, dove già a novembre gli accessi al pronto soccorso per influenza erano aumentati del 68% rispetto al 2021, con la fascia d'età pediatrica più colpita. La vaccinazione antinfluenzale sta comunque procedendo bene. I medici di famiglia, ad esempio, ad oggi hanno somministrato l'80% delle dosi consegnate.